Io sono un trevigiano puro sangue, tra l'altro abito qui vicino e ho assistito a suo tempo alla bellezza di questo luogo e poi purtroppo anche al degrado. Ora per fortuna stiamo assistendo a una riqualificazione in termini di sicurezza, in termini anche di estetica, in termini di agibilità, per la quale va tutta la mia gratitudine, ovviamente prima di tutto ai miei colleghi di Fratelli d'Italia, che su questo hanno lavorato molto. Merito del centrodestra, di Fratelli d'Italia in particolare, se via Roma sta risalendo la china dopo un periodo buio, questa almeno l'analisi del guardasigilli Carlo Nordio in un sabato per certi versi plastico. Proprio in via Roma, e non a caso, si trova lo stand elettorale dei meloniani che sembrano così voler mettere il cappello politico sul tema della sicurezza in città. In questo quadrante, tra la primavera e l'estate, si era sperimentata la prima, al momento unica, zona rossa del capoluogo, strumento che ha funzionato bene, dice Nordio, e che non va messo in cantina nemmeno per altri quadranti caldi di Treviso. Quindi la zona rossa non deve essere interpretata come un tabù, mi pare di capire. Nessuna forma di controllo sociale è una forma è una forma di tabù, nemmeno il carcere è un tabù. Purtroppo vi sono delle situazioni in cui è necessario prendere dei provvedimenti severi perché vi sono delle situazioni di poca sicurezza sociale. Per qualcuno un messaggio in bottiglia al sindaco leghista Mario Conte, del resto è sulla sicurezza che anche nel recente passato si sono registrate le maggiori tensioni tra alleati a Casugana, inevitabile la domanda. Il sindaco Mario Conte, il giudizio su quanto sta facendo sul fronte della sicurezza è positivo o negativo, potrebbe fare di più? Beh, la nostra amministrazione è una buona amministrazione, funziona in modo collegiale e penso che anche la prossima amministrazione regionale, fatta di coalizioni, di amicizia, di complementarietà nei giudizi, sarà ancora di centrodestra e funzionerà bene. Meno diplomatico il ministro è stato al Museo Bailo, incontrando gli avvocati del Nord-Est con cui ha affrontato la riforma della giustizia, separazione delle carriere, soprattutto CSM, qui le parole più dure. Le correnti stanno al Consiglio Superiore della Magistratura come i partiti stanno al Parlamento. È tutta una giustizia domestica, è tutta una spartizione di cariche fatta attraverso distribuzioni tipo manuale Cencelli. Davanti ai legali, Nordio è tornato sul tribunale della Pedemontana Bassano che sarà operativo in 2-3 anni. Nessuna risorsa sarà sottratta agli altri palazzi di giustizia, Treviso in primis. La